mandi fruz. C'è molto staiso. C'è? Dublasino io e vigli? O sin in un negozio di miec di trasport. No, non vindi comprare una macchina nuove, no. Ascoltami bene. Non scovente un mezzo di trasport che non nos porti dome di un paese di che l'altri, ma che nos meni anche in daur in tal tempo. Sigur, ma sigur che è possibile. Con la fantasia tutto è possibile. Questo no. Questo non nos scovente. Neanche che l'altri, no. Orpo, vidi! Bello là! Che lì, alle perfetto, per poter portarnos tanti in da urce di sto. Io, e c'è bien. Ieri la giornata, Vasarino un'eridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amici, tutti insieme in te che azzurre, ascoltaremo une storiute, conti giù se mostri di, ogni dì si fa così, tutto il miedo gran frullan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma, tutto lui miedo gran frullan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma e non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma. C'è spettacolo, figli! Ho viaggiato di un paese di che l'altri e ho sin las in da urta al tempo di che tac. Ben dai, su un po' di smonte che non si arriva da un'email. Mandi Daria o ai non Michele, ti mandi un disegno di che volte che tu sei svignuta a tu miec per feste dai milucci. Mi sono divertita a giocare con te. Tu lavasti tu con quel miec di trasport? Mamma. Mandi Michele, c'è divertimento a tu miec con te e con tanti altri sfruzzi. E c'è maravè di disegni che tu mi hai fatto, grazie. Come Michele ti mostri a te e anche ai fruzzi di chiesa della collina. Viergi ti porte, sbassi ti mur, covendi là insieme tanti in daur. Spicciate le sorellis, battedmi la man, o linducchi insieme in un team tan lontan. Vecca fruz, o sin a Aquilè, ma che romane, no che di ue. O sin là sin da urta al timp fin all'an 140 prim di Cristo. O hai deciduto di venire a Aquilè perché io ho citato un evento importante per il Friuli e le ore di storia. E a me mi piace conoscere la storia del mio paese, il Friuli. Venite con me a Aquilè romane. Io, c'è tante in. Ca a ieri in sta passe 100.000 persone. Oh, c'è confusione! E c'è da voi! Marchia Danska arrivi di lontano Culisnavs. Sì, proprio Culisnavs, perché Aquilè è ieri collegata al mare dal fiume di Son. Pensate che gli Snavs arrivavano proprio fin d'ogni de città grazie al suo porto in Puerto Nonon. E anche in che arriva via tiere o des campagne d'ogni finca in città per vendere i loro prodotti e gli bestie scattire in su. Sì, perché Aquilè era ben collegata anche a Europa di una buona rete di strade.
Ioi! C'è la razza di Berghellarilli! Oh. C'è sta chietuca? C'è fatture frus vivente a qui lei dai teams dai romans. Ma anche c'è emozione. Fruz, chi lei c'è molto che si vestivano in che volte? Con la tonie che è un chiamesò di lane salfaseve fred o di lin salfaseve chialt, che aveva due tocs di stoffe così sparlung e con le mani scurtis. E una biele cinturi e peade strente te vite. Ion se le aveva in lunghe fin tremai ai genoi, le feminis fin ai talons. Orpo, e è già ora di tornare a casa. Vabbè, o tornerai in curt a fare un bel viaggio dentro te storie. Volevo farmi domande su altri argomenti con tante curiosità? O volevo fare une dediche? Mandai a mamma che aiuto sportel furlan, pont e u. O mandai un WhatsApp a 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. O le arai tu in trasmissione. Fasin un gioco. Vi ho detto se sta attenti di lunghe puntate. Troppe persone si erano a sta in te aquile romane. A. 100. B. 100.000. C. 1.000.000. La risposta giusta è che dell'etere B. In te aquile romane, ieri a sta 100.000 persone. T'aviso indovinato? Bravs. Con qual trachesc miec di trasport arrivavano a qui lei i marchiadanz? A. Con l'avion. B. Con la macchina. C. Con la nave. La risposta giusta è che dell'etere C, o ben, con la nave. Avevo indovinato? Bravs. C'è ise la tonie? A. Un chiamesò di lane? B. Une naf romane? C. Une strade romane? La risposta giusta è che dell'etere A. La tonie è un chiamesò di lane. Avevo indovinato? Bravs! Dicembre rumbi il mes, c'è cal quarte lusa ves, il Nadal con blanchis mons, tante nev con floc starons, tant content son i fruttins, cade cor in duchi pins, pulis ruse che han delutis, tant colors pulis valutis. Ale bien dicembre, l'ultim mes da l'an, a tor dal fogolari, frusse granchi a stan, a ciampe o a drete, ai credi si spiete, sante lucie benedette. A ciampe o a drete, ai credi si spiete, sante lucie benedette.
c'è cal quarte lu saves, il Nadal cum blanchis mons, tante nef cum floc starons, tan content son i frutins, cade cor in duchi pins, pulis luse chiam de lutis, tan colors pulis valutis. Ale bien dicembar, l'ultim mes de l'any, a tor del fogolari, frusse i granchi estan, a ciampe o a drete, ai credi si spiete, Sante Lucie benedete, a ciampe o a drete, ai credi si spiete, Sante Lucie benedete. Tanti sconti sa son magis, culis fadis, culis tris, o cui orcui, o cui gurius. Io li sconti a altris fruts, culis gambis incrosadis, li sorelis ben spicciadis, ben sierà della bocchiute per ascoltare une storiute. Storia di un chianut di Gianna Nobile e Elena Chiandussi. Editori Aviani e Aviani. Storia di un chianut. Il chianut. Aliera une volte un chianut di non Dingo. Aliere tanninin cul so music dolce, cul so pel lung, un po' ricciot e maronit. Tal palar. Di picciul, Dingo aliere sta tan timpa d'alescun artù, un chian grand e neri, bon come il pan. Artù aliere il suo ami di giocs, con lui e con la sua paronsine Adele alleve aggiuata al palar. Alevin in un biel splac dulà che il riul si slarghiave, formando un picciullat. Lì, laghe e iere calme e di color smerald, parvie che si spielavin in un biel misclic, il gris de crete e il vert dai pec. Culi si sentivin i sals di aghe che sbrumavin plui su. In principi Dingo aveva pore di buttarsi tal palar, ma da spo di un pochis di volti sviodint Artù che sguaccarave content dal miec de aghe al prova anche lui. C'è biel, c'è divertimento sclipigna con Artù, non sares plui vignut fur. Dingo e la sua paroncine. Dingo aliere Matteo, ma anche tanto ubbidiente. La sua paroncine lo aveva tirato su un evore ben. Quanche glielo portava attorno, il coventave metti il sguincial, parvie che lui per strade al steve sempre d'ogni di je. Se alevin a torpa i parks, pai chiams, o se aggiuavin dal curtil, lui al faseve li so scorsuti sdut content. Ma quanche glielo clamave, lui al tornave d'ogni. Bon, no proprio subit. Salveve sentito un odor che lo sticciave, o salveve chiatato un altro chianut di nasicà. Par cognossi e par giù alto, chiave lassassi un po' di tempo in plui. Ma la seconda volta che la sua paroncina lo clamave, lui subit i correve d'ogni. La buinore. Al dormive sempre te chiamarute con ie a buinore. Par sveale, i deve une le cadute sulla muse. Agli era proprio tan ninin e la frutta i voleve tan ben e lo portave sempre con sé. Une robe che non aveva di succedi. Une di stat, Dingo, che gli era tan curios paio d'ors, aveva chiatato un colombo che steve mal e che gli era lata a platassi so di un baraccio in som dal cortil. Lui aveva nasato e gli aveva dato une le cadute per cognossilu o forse per saludalu. Ma che le cadute gli costa chiare. Dingo aveva scominciato a non voler più né mangiare né bevi e restava vedut scuniti in chiase sul cussin. Si capiva che aveva mal di panze. Il veterinari
Adele e la sua famiglia deciderono di chiamare il veterinario che viodè che il chianut al steve malò. Menanti il chiafa al tira fuori un estiatolute e ordisè. Queste è una medicina e un evore forte che podares fallo guarì. Bisogna stai sempre d'ogni e dai di bevi une gotute per volte, magari con un biberon. Alla di bevi anche tante aghe. Mi raccomandi, alla è importante. O fasarai dal sicurce che mi ha detto, signor dottor. E rispondè Adele plene di speranze. O voi subito a chioli il biberon di mesur, che non lo dopre più. La cura di Dingo. E così aveva fatto la frutta. Per 2 dis Dingo aveva stato sempre male. Dignota dormiva un po', poi si svegliava e alluacava, someava che alvaista anche un frutto. Poi tornava a indormidisi, someava che al rides. Forse si insumiava dai giugs, dal palar. Un biel finale. La terza giornata sotto sera Dingo si indormidì e via Pegnot non si dismuove mai. Anche Adele, d'ogni di lui, plancut, si indormidì. Tal domani, a buon'ora, une le cadute dolce dal picciol Dingo le svea. E dopo di che di, alfò sempre così. Mame, mi puoi studiare 5 euro per un puaret che sberle come un matto? Sicuro, Pierut, ma c'è disial? Fritulis, cicimbelis, caramelis! La maestra ivose a Pierut. Pierut, no, tu puoi dormire in classe. E lui dut sustato. Oh, crot, signore maestre, fevele così a voce alta che io non arrivi neanche a indormidimi. C'è biel viaggio in da urta al team che infatti io e te, vigli, no mo? Come so da ora torna a casa, ma o sai ben li collarai la prossima volta in da ora in tal tempo. O tornerai a Aquile? Torlan 1000, quando era parte di un stato governato di un patriarca. O ben, il chiaf d'Eglesia in Friul, ma anche il principe che comandava il Stato Furlan, o ben il patriarcato di Aquile. Poi dopo mi piacerebbe anche tornare in da ora al team dai Grecs, dai Romans, dai Res e dei Reginis. E mi piacerebbe anche tanto tornare al team anche tu eri spiccinin, vigli. Qui sa, c'è tan ninin e fof che tu ieris. Maman, fruz. Ieri va della giornata, Vasarino le ridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parecchi amis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti giù se mostri, ogni dì si fa così, tutto primiero gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontano